Da esa biblioteca del suo convento di Santa Maria de Bellei in Tattari, noi de Mamma Sardegna vi salutiamo, che siete tornati ad abbaidare questo programma culturale. E tanto oggi vi queremos fare di una città. Oggi parliamo di questa prima puntata, dal duas che noi queremo fare e facciamo di Tattari. In questa prima puntata viaggiamo intro alla storia dei Tattari, un pare a battorlogos, duos religiosos e duos profanos, può narrare, su monumentos. E un pare a queste immagini spettacolari che noi di Mamma Sardegna abbiamo fatto per voi, facciamo di questa città antica. E finalmente a intro veste un pago di Tattareso, accompagnato da questa poesia di Pompeo Gaivia, su babbo forse potremmo narrare di suo vaeddo Tattareso. Un vaeddo Tattareso che è importante meda, finalmente è importante che è faidata sull'imbazzo antico del suo statuto Tattareso, o è in locutoreso si vaedda già di Santo Nicola de Tattari, de Sagheggia, de Gurusele, de esa fontana del Rosello, che amo sapere in questo documentario finalmente. Ma sul viaggio anda finalmente al puro a Santo Sisto, una chiesa antica che in Tattari è importante meda e la schieremo raccontare. E vi raccontiamo pure Piazza d'Italia, questa piazza importante, su luogo dove tutti i tattaresos andano a passeggiare. E facciamo finalmente al teatro. E tanto, ve lo dico in sassareso, venite con noi ad abbaidare il Cazzidai. Che Cazzidai che una crapocchia vorremmo fare da burudacchero. Una sassaribetta, un sassarimanno, come ti diceva Pompeo Gaivia. E allora venite con noi, con Mamma Sardegna. Sassari nucchero e manno non fe che di, ma bararia più manno, se fosse di più. Ma non veno immisciato, tinto con la nirina, ma veno imbottigliato e arribato in chintina. Veno dei boppuglioni, senza mara brinetta, che da ogni budrone te ne gassa un poeta. Pacchetti di ghia, come era Sassari tanto, crugaceddo, gando, usasse reso era uomo. E mancare in cuglietto, curusò, minnafutto, si impippava di tutto vinza di rubreffetto. Era con burapera e piena d'allegria, ridendo, correggia quasi d'ogni carriera. Di Sassari inghiriato da rivi di fiori, Sassari zappatori, e beh, acchipaggiato. Est un antico registro monastico benedettino, questo che si chiama da Sugondaghe di Santo Pedro de Silchi, a non narrele, primo, che Santi Nicolai de Tattari, fidi in su 1135, questo nomene intro a questo documento antico. Difatti questa è la prima volta forse che si narra che si ventomada questo luogo tattareso che è importante per la città in storia. Però nulla è il benedo a noi di questa antica chiesa che vidi del suo XII secolo. Invece sul XIII secolo bisogna tutto questo battero ordinese che sono desa adurre
delle campanas, che da poi però sul 1756 fu fatta quasi un pago a nuovo, ponendo che una parte ottagonale con una cupoletta minore. Da poi che si è spostata sa sede de su Monsignore, sa domo de su Piscopo, da Edurrese fino a Tattari, e su 1441, fino a per su motivo che sa città de Tattari si vi fattende un vago più manna, a da poi de sas campagnas puru, de sas guerras, che in Tattari e in sul Tattaresoso hanno acciappitu meda condottieroso che hanno giocato su re aragonesu a ande fagere più manna sia Tattari che sul regno de Sardegna. Dai su 1480 e su 1515 sanno che hanno fatto a noi saltare Mazzore. Sa cattedrale fa esposta a noi, fatta più manna, commente narra l'architettura gotica dell'area catalana e valenzana. Una navata a sola, con cappellas a una parte esattera e fino a un'abside quadrata. Commente faghe da rughe su transetto, veste pure sopra una cupola manna emisferica. Bisogna stato pure altro tripaglioso, commente quello de su 1681, fatto da Baltasar Romero. E questo fin fatto in tutto su schento, fino a sus primos annos de gannos puro de su secolo a da poi. In su transetto, in sas cappellas de una ala a esatera, sono stadas scambiadas fino a sal voltas, sal pubidas, commente podiamo narrare, e fatta a un altro modo, commente cussu tempo e cussu architettura suggeriana, naraiana, cheriana. E da poi si ponia mano e si sposto mano a sa fazzada, a questa cara devora de sagheggia che fi gotica, ma tenia da problemas e tanto fidi bettata a terra e fatta a no. Sa fazzada barocca de Santo Nicola è magnifica ed è bella alla idere da evora. Ed è stata fatta a sus primos annos de su XVIII secolo, in luogo de questa fazzada antica gotica che si narra a capanna. Sa fazzada che dimos fino a oe è divisa in tre ordines. Su primo de sutta è fatto con questo porticato bello a tre fornices, come si narra. Da poi sopra veste una bella volta a crociera, come si narra, e bisogna questas gemmas a sa maniera catalana, a sa maniera spagnola, che sono sopra s'entrata de sagheggia e fa invidere forse una spezia de chelu isteddato. Su secondo ordine de sia da fatto con questo punto di vista figurativo un pago più attento. Infatti, idimos che bisogna tre nicchias, che sono diverse una esattera, e intro bisogna statuas de sos santos martires turritanos, Bainzo, Brutto e Januario, che sono pure santos, in noghe, in tattari, importantes, commente su padrono. Appena più sopra de sol martires ves puru s'immagine de Nostra Signora che side bene con questa istellas che forse narada
chi este Nostra Signora de Belle. Ad poi ancora più sopra, in satero ordine, veste su padrono de sa cittade, chi este Santo Nicola da Bari, su padrono de Tattari. Ancora più sopra, a serrare questa vazzata de meraviglia da Teresa, bella immagine de su babbo eterno, chi ese fattende sa benedizione. In su 1690 è stato fatto a intro a Sagheggia saltare nuovo, con su Mazzore, e da poi, dai su XVIII e XIX secolo, che hanno posto in più su atteroso arredo, che sono finalmente già de pinturas. Nostra Signora di Ruboburo, una Madonna antica, chinoghe, in cattedrali, era presente. Già ero 500, quando che Cagliesa è diventata un poco più manna. Un poco più manna che era diventando diocesi Sassari. Oramai in poche d'ora non verrà più nuda. E tanto più puria una chiesa più manna. E da, Nostra Signora, anche che pintura a vero pedda, forse di ambito tucano, in oggi era fintumata un bel, assai importante la dedicazione di lasciare Vinza in oggi, vera della Madonna di Ruboburo, ed era la patrona manna della città in questo periodo, ancora il 700, e il gremio di Rimassai ficheggiava in oggi con non signore, ma puro con lo comune di Sassari, in oggi, in Santa Maria di Ruboburo, in oggi, in cattedrale, in Duomo.
Cicittaru gumpari e racconzara guibatta. E pieno di bruccari, leva pari di bratta. E le pagine bassa pare chi voglia di. Bascetti, tutto bassa. Fetti vinta di pi. Sa fontana del Roseddu è esposta a fora dessa antica muradura dessa città de Tattaresa. Antica già nova già sopra questa fontana del Roseddu la podimos leggere in suo codice medievale de sos 200 e de sos 300 che si narrano statutos tattaresos. Sono importanti questo documento che narrano de gando tattari fidi repubblica. E de questo nome finalmente a gai importante de Curusele che bividi fino a custarde ancora pro seculos ue treballaiana fino a ortulanos che daia manigare a sa cittade. Non si indischi di ancora come te vidi su Medioevo questa fontana de Curusele, come te vi fatta. Solo per una notizia che narra da chi sabba bessiada dai due gigannellas de brunzu e teniana fromma de Conca de Liones. Come te la dimus oe, questa fontana de Roseddu este su risultato de so travaglios che hanno fatto a sos primol de 1600 e difatti hanno dato questa frommagia di questo stile importante che si narra da su manierismo. Di chi ha fatto proprio su trabaglio dessa fontana del Rosello in su 600 non si ischidi proprio chi è steso nome o sa bottega, però forse non bisogna dimenticare che sono liguros, da essa Liguria maestranza, mastros, forse sono venuti in noghe a fare questa bella fontana, come tenimus sa proasa che in questo periodo questa gente da essa Liguria e il bene da in Sardegna a fare trivaglio al meda. Da su 1600 Gimbe, su 1606 salfromasa de architettura che oe ancora idimoso mancari calchi piccolo non è proprio come in su 600 si poden fino al bidere fattas pintadas sopra una bella tela de pintura da su pittore gesuita Johann Bilevel. Questo quadro esposto in Santa Caterina e narrada de questa Madonna, questa Vilzine de sos chelos e de sa terra, che forse data qualche protezione o forse una grazia che soltanto reso hanno leato da issa, e tanto esposta questa Vilzine sopra Sadde del Rosetto e si bene sa fontana. Questa fontana del Rosetto ha leato danno meda quando bivini questo motos antifeudali angioinos de su 1795 e difatti sono stata crevata e bettata a terra trese de salbatoro statua che bivini da sua origine. Una solo di questa statua è ancora oe originaria in su balatto dessa città che oe este museo. In su 1828 sono stata fatta fare a noi da su mastro Carrarisu Giuseppe Peruggi questa statua che oe abbaidamus sopra sa fontana del Rosetto. E ancora in sottigentos bisogna fatto ancora altro trivaglio ue beste sa statua de Santo Bainzo. Questa due alcos sono stata fattos in luogo de cudata struttura che vi vedi de metallo. Sa fontana tenese due scolpos che si narrano a cascione. Sa parte de sopra è un poco più a intro, con questo paramento in marmaro bianco e questa spaltes geometrica che è in marmaro grigio.
in soltrese paltese, no? Da una valte esatera, bisogno questa cornice de su gascione de sa valte de sutta, ue bada fino a iscrizione, dedicatoria chi narada de sos tribaglios fattos su 1605 e 1606, sutta su re Filippo Tilz. Da voi invece in atera spaltese bisogno decoraziones a fozzas, forsi un'ispezia de ornato. Ancora bisogno in subra custos casciones, sasturres a forma quadrada che sono su simbolo dessa cittade. Ancora beste una tradurre che è più stunda e più manna e beste fino a su stemma de Aragona. Sabba che indessiti da esa vuntana del Roseddo, bessiti da sì si statua già, ma finamente già dai gustos ottos concasa, leoninas, che sono tutta a sua valte dessa struttura. Trese da una valte maggiore fino a Sattera e da poi una e un'altra da Sattera valte de Solatos. Desi statuas fino a sos angulos de questa fontana bessi dabba. Bespuru subra una statua, sa numero gimbe, originaria parede forsi, e forsi essa raffigurazione, essa personificazione de Sabba, che colcada pare che sia nende a tutto noi, canto est importante, custabba possa zittade, fattasa a sa moda de sa scultura, fattasa in un monumento importante prodotto sul cittadino stataresos. Sa chiesa de Santu Sistu II è una de sas più antigas parrocchias del suo centro storico cittadino tattareso. Difatti sa chiesa de Santu Sistu è esposta pure in sul documento del suo 1278, quando in quello periodo sono vistate fattas kimber parrocchias intro a sa cittade murada de Tattari. Intro a su 1848 questa chiesa de Santu Sistu è vista fatta nu, bettata a terra e fatta in formas neoclassicas, sopra su progetto dell'architetto Angelo Maria Piretto. Sa facciata dessa chiesa de Santu Sistu è semplice, caratterizzata da questo timpano posto sopra due lesenas propaltes. In mezzo besu voltale, sopra una valte de scalinas, che fa che bintrare la gente a intro in questa navata unica a sola. Bisogno tre cappellas a provalte. S'arredo de intro de esas cappellas è sempre de etade moderna, e tanto è stata fatta da voi dessa costruzione dessa chiesa a noi. Difece, sa altare maggiore è un impianto neoclassico come questo bello pulpito che è stato fatto da Salvatore Gaivia, architetto di Mores, somine che ha fatto fino sul risorgimento, su babbo di Pompeo Gaivia, un nome importante meda, come soschiana fatto su pulpito. Intra sa chiesa sotto su pulpito bespuro si statua de Santu Sistu, e torrende a fare dell'altare a dare dell'altare maggiore e sopra pure su pittore tattareso Costantino Spada ha fatto verso su 1950 tutta questa spintura a muro, questa frescura a muro che sono importante meda e bespuro sull'ultima chena. Questa immagine della Virgine Immacolata importante su martirio Mattessi e tutto de Santu Sistu. Intro a questi personaggi bisogna raffigurados ritrattos dell'autore Mattessi
Costantino Spada, e fino a su monsignore di quel periodo tattaresu, Arcangelo Mazzotti. Bespuro su parroco di quella chiesa, che è questo che ha chelfido questa pittura a fresco. Su pulpito de Malmaro in stile neoclassico è esposto a destra dall'entrata de sa chiesa. E sa seconda e sa terza cappella dal 1883 e pare fatto apposta con questa misura incastonata a dare, anzi, in mezzo a colonna scorinzia a ponarre. Su prospetto frontale, sa parte, su pulpito, tenete un medaglione manno a su centro, che è in mezzo a su simbolo del solbatore evangelista, tutto in rilievo. Il suo medaglione, bespuro a intro, su simbolo papale de Santo Sisto II, che su triregno salgiae de sa Gianna pontificale de Roma e sa spalmasa de su martirio. E su pilastreddu dresto de su pulpito tenimus a baidare il rilievo su motivo floreale dessa tecnica de sornato. E commente appare invece a manca e su pilastrineddo de manca, bespuru un simbolo dessa cradriccia. Questo è su riferimento a sa leggendaria morte de Santo Larentu, che fu di uno dei suoi arcidiaconi de Papa Sisto II. Santo Sisto II, che è molto in successe di agosto de su 258. Invece Santo Larentu batto il dia da poi, come in te dottu ischini e fa che in festa a mannas. I sabalte a manca de su pulpito tenimus puro motivos floreales e che sono fattos in rilievo. E in sabalte centrale s'iscrizione di chi ha da chelfido questo trabaglio. Questa iscrizione è in latino e bisogna finalmente al solnomene di Giuseppe Socoso, su teologo e sul rettore de sa chiesa, e is adatta in latino che narra da 1883. I sabalte a destra del suo pulpito bisogna ancora motivo il floreale de questa tecnica de sornato e sono tutto in rilievo. E sa parte centrale bisogna un simbolo che narrano de Santo Sisto II. In Santo Sisto, in noghe, in chiesa, bisogna davvero prendere architettonica, che nos ammenta la storia de Santo Sisto, che è suo patrono in noghe di questa chiesa, dessa memoria de sol tattaresos e de sol genovesos, che dai suoi 1200 annessi fino in noghe a pregare, a vivere in Tattari, quando Tattari vidi repubblica e quando vidi amica de Genova.
Piatta d'Italia è stata fatta in su 1872 dai ingegneri Enrico Marchesi. Da sa prima volta fu pensata come una piatta a cerchio, ma poi è stata fatta con forma quadrangolare. In sa piatta vada finamente a medas palattoso, che sono quasi dedotto dei stile neoclassico. Entro a questo spalattoso bisogna affrescos a muro, bisogna scalone in mannoso e in qualche vazzata va pure qualche mostrinco può narrare di questo stile che finalmente già potrebbe essere chi ammenta da noi su stile Liberty. Sa piatta d'Italia è esposta un vago fuori dal suo centro storico, un vago quasi avvicino a s'antica città murata. Dessa parte di sopra di questa città dei Tattari, gai antica e gai fentomata. In sa piatta vi ponen pure palattos gai importantes come su palatto Giordano e su palatto dessa provincia. E da esa piatta finalmente vi andano pure qualche strada importante cittadina come quella di via Roma. Come è fatta sa piatta, finalmente con questo pavimento in lastrone de granito manno, pare che ad un momento si che frimmana a sa solennità di questo monumento a Vittorio Emanuele II, che vidi su re, su chi ha fatto l'Italia, e tanto vidi onorato in questo modo in nome a su centro della piatta con questo monumento. Il su 1891 è stato fatto su bando per fare la scultura di Vittorio Emanuele II, bando vinchido da suo fentomato Giuseppe Maria Sartorio, questi scultori piemontesi che in Tattari e in Sardegna ha dato meda creaturas de pedras, come si toccano. E tanto si è vinchido questo bando del suo comune di Tattari per fare il suo monumento a Vittorio Emanuele II. In un'isola quadrata, un poco più su in alto, si che pone di questo monumento. Questo monumento è decorato con mascaras celebrativas del suo regno. Su genio de Savolza, su leone
sabila de sos abbaudos. Subra beste si statua e scultura de su sovranus, su re, Vittorio Emanuele II, che est imponente, brazzos intrecciados quasi, e si de puru si spada, e si de puru chi este commente unu generale vestido, cu scelmetto, e sol mustazzo mannoso, a sa moda de cuddu tempus. Su palattu de sa provincia faghe parte de questo modo de ponnere monumentos in sa piatta d'Italia, commente fidi pensata in Sottichento, in sa seconda metade de Sottichento. S'incarico de sol travaglios de su palattu de sa provincia l'hai andato a su cavalleri Bonnini e finamente a sa ingegneri Gironi. Questo travaglios sono andato da su 1873 fino a su 1880, quando in questo momento è sbintrata questa opera de sorellozzo civico sopra a sa fazzata de su palatto, come oggi si può vedere. Da su 1878 a su 1882 su gattaneso Giuseppe Sciutti, fentomatu e mannu puru come artista, al decorato su salone de su palatto de sa provincia, su salone de su consiglio. E da poi a tras cammaras de rappresentanza sono state date da su 1877 e su 1878 a sos pintores Dancardi e De Kiefer o De Schiffer. La cavalcata sarda, che oggi si fa finalmente già in maggio. Este un momento che tutta scisula, un pare a sa falata de sos candeleri e de su battoli di agosto, ispettata. Oe, possa catigata salda, bisogna pure atteroso vestimentas, ves puru sa este de su gremio de sos messaios, e poi dimos finalmente a su gonfalone de tattari, su costumene de tattari, e poi tutto sos atteros de questa isola de Sardegna che venini a celebrare sa caricata salda in noghe in tattari. E questa manifestazione importante de sa cavalcata sarda totta salbiddas de sa Sardegna venen in noghe a fare il bidere d'ogni anno, sa sprendas, sa roba manigare che hanno fatto tradizionale dai sos panes fino a sul drucches, e da poi questa bellezza che è su abito tradizionale, sos costumene de salbiddas, costumene machos e feminas, costumene che raccontano e contano a noi quanto è importante sa moda antica e sa moda de oggi, sempre però in sa maniera tradizionale.
bisogna finalmente a carros a boese, bisogna finalmente a scaddos, che ha giocato è particolarmente importante in questa manifestazione della cavalcata sarda. Caddos che da voi fa che finalmente a spariglias, e tanto a noi si ammenta ancora che dal voltas degando questa cavalcata sarda e nascita in Tattari, da voi dessa guerra, ma un ammento pure a suo passato, quando venivano sul re, finalmente a quelli spagnoli, e forse finalmente a quando Tattari fu libera, in comune libero della Repubblica, questa manifestazione di andare a Caddu a fare una specie di ospitalità, di benevenidos a sorresi che venivano in Noghen Tattari, è sempre stata una specie di tradizione, un modo per far vedere che questa città è fidi importante. E tanto tattaresos e amigos de Mama Saldigna, tutti os saldos, ha servito questa puntata dedicata alla città di Tattari. Abbiamo capitato pure un poco in sassariso, con qualche poesia, e tanto un'altra puntata vi rimane di fare dare di Tattari a un'altra volta che facciamo delle cose importanti e ponete fatta a noi. Intanto, al suo prossimo appuntamento, che è di Mama Saldigna, noi vi salutiamo da questo luogo di Tattari, del suo convento, della biblioteca, del suo convento di Santa Maria de Belley, dei suoi fratelli francescanos. Un saluto a tutti e un'altra volta.